Amici di Io Compro Siciliano, buon pomeriggio a tutti e bentornati a Pomeriggio Special. Salve da Cristina Ruffino, siamo a inizio settimana. Intanto come state? Come è andato il lunedì? Che il lunedì generalmente insomma è un giorno traumatico un po' per tutti. Dopo il weekend mi auguro insomma che siate tutti quanti lì posizionati per seguire la puntata di oggi. Allora, abbiamo iniziato ieri parlando di cucina con la cucina dei ricordi, oggi ci occuperemo di nutrizione e benessere, domani lo sport e salute, giovedì mode e tendenze, venerdì poi i viaggi di Io Compro Siciliano, quindi abbiamo ancora una bella settimana, devo dire, da trascorrere insieme. Allora, cominciamo subito, salutiamo in regia Paolo Gatto e Marzia che ci segue in redazione. Oggi parleremo di nutrizione e benessere, oggi parliamo di un'azienda. Vorrei iniziare parlando proprio così di una rinomata e storica azienda di Giuliana in provincia di Palermo, a conduzione familiare, che da diverse generazioni è dedita alla coltivazione, pensate, di grani antichi, i grani antichi delle terre di famiglia, preservando il territorio dalle contaminazioni per preservarne di conseguenza ovviamente la millenaria biointegrità. Io sono molto lieta oggi di accogliere con noi Cristina Altamore dell'azienda Altamore di Giuliana in provincia di Palermo. Benvenuta Cristina. Grazie Cristina e grazie Io Compro Siciliano per questa grande possibilità di essere qui, partecipare a questo programma interessantissimo. No, grazie a te Cristina, anche perché comunque trattiamo un argomento veramente molto interessante perché parliamo di grani antichi. Io vorrei che tu mi spiegassi un po' com'è nata l'azienda, com'è nata questa grande azienda di famiglia che tu porti avanti. Allora, l'azienda nasce tanti anni fa con mio padre. Diciamo che mio padre ci ha lasciato questo grande dono, questa passione per la nostra terra e la stiamo portando avanti con i miei fratelloni. Ho 3 fratelloni che si occupano, poi sono le braccia e il cuore dell'azienda. Da circa 8 anni abbiamo deciso di coltivare appunto il grano antico Senatore Cappelli e da un annetto circa abbiamo chiuso la filiera con la pastificazione. Come nasce questa passione? Tuo padre vi ha lasciato, devo dire, una grandissima eredità, no, in mano. Assolutamente, è un dono ed è una missione. Noi abbiamo la missione di salvaguardare il nostro territorio e di vederlo e di farlo diventare, farlo conoscere come risorsa e di preservarlo appunto con diciamo, la buona pratica contadina, perché poi alla fine non abbiamo inventato nulla, non stiamo facendo nulla di eccezionale, semplicemente portare avanti quello che di buono ci ha lasciato il nostro passato e i nostri antenati e metterlo appunto a regime e renderlo più produttivo. Possiamo spiegare ai nostri telespettatori che in questo momento ci stanno guardando come funziona la vostra azienda? A Allora, livello... la nostra intanto è un'azienda, diciamo, varia, nel senso è un'azienda agricola che sia zootecnica, quindi non facciamo soltanto coltivazione di cereali, abbiamo pure degli oliveti, dei vigneti, ma abbiamo anche un allevamento di animali, di mucche. Quindi questo contribuisce appunto a chiudere il ciclo, diciamo, delle colture, perché sostanzialmente è una produzione in biologico che facciamo da circa 20 anni. Con gli animali si chiude, gli animali sostanzialmente danno al terreno la decimazione organica naturale e quindi da qui deriva anche la qualità del prodotto e della coltivazione del grano. Cioè non è soltanto la qualità del tipo di grano e della varietà che è il Senatore Cappelli, ma è anche il metodo di coltivazione in biologico che contribuisce a rendere poi il prodotto finito qualitativamente eccellente. E come è caduta praticamente il vostro interesse sul senatore Cappelli? Il senatore è caduta perché il senatore, diciamo, è, secondo noi, chiaramente, è uno dei grani antichi, anzi, forse è il grano antico, anche se il più giovane tra i grani antichi, ma quello che eccelle sia da un punto di vista qualitativo, quindi per quanto riguarda le proprietà nutrizionali, organolettiche, ma poi è l'unico grano che è certificato in purezza. Che vuol dire? Cioè, la certificazione in purezza che rende, diciamo, tracciabile la paternità, cioè diciamo, il DNA di quel grano è certificato
in purezza. Ora torniamo a parlare delle caratteristiche, Cristina, ma intanto io so che abbiamo anche un contributo molto carino, tra l'altro da fare vedere per quanto riguarda proprio la vostra azienda. Vediamo. Grazie. Ed eccola qua la presentazione bellissima di ciò che fate. Si vede proprio, Cristina Altamore, proprio l'amore, la passione e il rispetto, tra l'altro, per la natura, che è un aspetto veramente molto molto importante. Allora, vorrei entrare un attimo nei dettagli di quelle che sono le caratteristiche proprio delle vostre farine. Allora, diciamo, avete fatto una sintesi perfetta dalla coltivazione poi al prodotto finito. E allora, noi sostanzialmente abbiamo deciso appunto di investire, di fare un prodotto di qualità a 360 gradi, motivo per cui partiamo dalla farina che è alla base, diciamo, poi della pasta. È una farina integrale burattata, quindi molita a pietra. La molitura a pietra, chiaramente a basse temperature, diciamo, poi alla farina, sostanzialmente mantiene integro il germe del grano, che contiene in sé tutte le proprietà nutritive ed organolettiche del grano. E quindi dalla molitura a pietra poi andiamo a pastificare le nostre varietà, appunto, tipologie di pasta, che sono a lenta essiccazione, quindi basse temperature. È un procedimento lungo e quindi faticoso, motivo per cui anche la pasta, diciamo, ha un costo maggiore, perché c'è una lavorazione dietro artigianale non indifferente. E poi la trafilatura al bronzo, che diciamo dà la forma alla pasta e la rende anche porosa e fa trattenere i sughi. Quindi diciamo Beh, diciamo che ne vale veramente la pena. A questo punto bisogna soltanto assaggiare. sì. Molto di quello di cui abbiamo parlato oggi dentro questo spazio dell'azienda Altamore, che è un compagno d'avventura di Io Compro Siciliano. Grazie Cristina, perché comunque state portando avanti davvero una bellissima eredità, ciò che ti ha lasciato tuo padre, insomma, è veramente una cosa molto molto importante. Complimenti per quello che fate, per rispettare le tradizioni, per far sì che le tradizioni, insomma, non muoiano. Grazie Cristina Altamore. Grazie a tutto il pubblico. E ricordiamo che vi trovate a Giuliana, in provincia di Palermo. Grazie. Grazie a te Cristina Altamore, a presto. Buona continuazione. Grazie, perché noi continuiamo anzi a parlare di grani antichi, perché a questo punto, per il nostro consueto spazio del martedì nutrizione e benessere, io voglio avere anche un'esperta di nutrizione, una dietista. L'accolgo nel nostro pomeriggio special di Io Compro Siciliano, la dottoressa Maria Lidia Loprinzi di Mistretta, quindi rimaniamo in provincia di Palermo. Dottoressa, buonasera. Buonasera, in realtà mi trovo in provincia di Messina, Cristina, a metà strada fra Messina e Palermo, però siamo alla fine della provincia di Messina. Va bene, perfetto, ho stoppato, diciamo con la geografia non si vede già che comunque non vado molto d'accordo. Comunque, Mistretta in provincia di Messina, ok, perfetto. Allora, dottoressa Maria Lida Loprinzi, lei ha ascoltato, noi abbiamo parlato con l'azienda Altamore, si è parlato ovviamente di grani antichi, quindi io con lei vorrei a questo punto entrare nei dettagli, perché insomma i nostri telespettatori dovrebbero scegliere grani antichi, dovrebbero mettere grani antichi proprio sulla propria tavola e dovrebbero mangiare pasta con grani antichi.
Allora, l'argomento è abbastanza importante da approfondire, perché guarda, spesso, soprattutto negli ultimi anni in cui si è studiata tanto la dietetica, ma in cui sono un po' cambiate le abitudini alimentari, si pensa che eliminando invece la pasta dalla propria alimentazione otteniamo dei benefici. In realtà tutto il contrario, perché il nostro organismo senza i carboidrati e senza la pasta, che poi è la regina della dieta mediterranea, insomma non può svolgere le attività che dovrebbe regolarmente, soprattutto per un lungo periodo, per un lungo tempo. Anche chi fa sport, ma non solo, le attività normali. Il grano comunque è un alimento di una ricchezza, dico io, inestimabile, perché comunque è un prodotto che fa parte della nostra alimentazione da 10.000 anni, quindi non è un prodotto nuovo per cui lo sconosciamo o comunque ci fa male come pensiamo, ecco, ci provoca intolleranze, allergie, eccetera, eccetera. Il problema sta invece nelle modifiche che subisce, ed è questa la motivazione per cui noi dobbiamo scegliere dei grani antichi, dei grani che vengono coltivati, come ha detto Cristina Altamore poco fa, con passione, che vengono coltivati con metodiche antiche, che vengono poi moliti a pietra, quindi che non subiscono delle modifiche tali per cui il nostro organismo non li riconosce come naturali, e che ci dia comunque nutrimento, quindi che mantenga tutte le proprietà nutritive di cui abbiamo bisogno, ma che sono insite nel grano, nel chicco di grano stesso, e poi in tutte le lavorazioni, insomma in tutti i prodotti derivati dal grano. Quindi mi pare di aver capito, scusi se la interrompo, dottoressa, che i grani antichi non causano intolleranze alimentari, non causano alcun tipo di problema, esatto? È giusto Allora, così? c'è da dire che in alcuni casi diciamo che possono contribuire ad un'eventuale intolleranza pregressa, o comunque se noi siamo allergici o intolleranti al glutine, però non sono la causa principale, perché il nostro organismo per diverse motivazioni si intossica, per agenti esterni, per agenti interni, quindi endogeni o esogeni, per varie motivazioni, per cui magari facciamo un'alimentazione non molto sana per un lungo periodo, è chiaro che poi questo provoca intossicazione. In altri casi invece ci sono delle patologie a monte che fanno parte però della nostra mappa genetica o autoimmuni, e lì non entriamo nel merito perché sarebbe lunga la discussione. Però in generale, insomma, se noi dovessimo scegliere una pasta creata con grani antichi piuttosto che una pasta commerciale, è chiaro che per tantissime motivazioni, e se vogliamo le possiamo elencare, dobbiamo scegliere assolutamente quella creata con grani antichi. Ok, io vorrei parlare proprio di questo con lei, dottoressa, perché vorrei capire le proprietà nutritive, nutrizionali, insomma, dei grani antichi, le caratteristiche. Entriamo proprio nei dettagli. Ok, entriamo nel dettaglio. Allora, dobbiamo dire innanzitutto che il grano, come tutti i cereali chiaramente, fa parte del mondo dei carboidrati. Carboidrati che, come dicevo prima, sono assolutamente necessari per svolgere le nostre attività quotidiane. Consideriamo che noi per svolgere queste attività abbiamo bisogno del 50-55% di carboidrati, zuccheri semplici in parte, quindi nel 15% dei casi del totale, e il resto di carboidrati per svolgere le attività. Quindi non possiamo fare una dieta a eliminazione, sono necessari. Perché Poi, ci danno più energia, giusto? certo, ci danno un'energia che noi possiamo utilizzare nell'immediato o comunque a lento rilascio per svolgere tutte le attività, ed è un'energia di cui il nostro cervello ha assolutamente bisogno, perché poi chiaramente per attività metaboliche rilascia e dà a tutte le parti del nostro corpo, senza cui non possiamo lavorare, anzi svolgere tutte le attività. Anzi, vi dirò di più che se comunque noi abbiamo carenza di zuccheri, non andiamo a prendere le riserve
come si pensa normalmente quando facciamo queste diete a eliminazione dalla massa grassa, ma andiamo a prendere queste riserve dalla massa muscolare, quindi creiamo un danno al nostro organismo. E questo voglio comunque comunicarlo, approfitto di questo spazio soprattutto ai giovanissimi che decidono magari di testa loro, senza essere seguiti, di fare questa sorta di dieta eliminazione in cui togliamo i carboidrati, i zuccheri. Certo. Non si fa. non è più sbagliato, quindi la pasta fa bene perché serve sicuramente a darci la possibilità di mantenere un'adeguata massa muscolare, giusto? Altrimenti eliminando la pasta l'eliminiamo. E quindi se siete soprattutto la eliminiamo, sì. Se comunque facciamo queste diete a eliminazione e togliamo i carboidrati per molto tempo, portiamo il nostro organismo a una sorta di malnutrizione. Ecco, lo diciamo in termini non proprio tecnici, però è questo quello che succede. E questo non dobbiamo assolutamente farlo. È importante utilizzare grani antichi perché comunque contengono più proteine rispetto ai grani commerciali, perché contengono più fibre che ci permettono anche di avere una giusta motilità, perché contengono, a proposito di intolleranze, una quota inferiore di glutine, e quindi ecco perché probabilmente, questo ancora è in corso di studi, ma ecco perché in passato probabilmente tutte queste intolleranze al grano, ecco, non parliamo di intolleranza al glutine, ma intolleranza al grano non esistevano. E poi c'è da dire che avendo una filiera non troppo lunga, o comunque dove il grano non subisce molte lavorazioni, non abbiamo neanche presenza di micotossine, che sono davvero dannose al nostro organismo. Ha detto una cosa interessantissima, dottoressa Loprinzi, anche perché comunque generalmente si sente dire, no, da parte dei nostri padri, vabbè, ma adesso sono tutti intolleranti, ai nostri tempi mangiavamo la pasta non ci creava assolutamente alcun problema. Ecco perché era sicuramente un altro tipo di pasta, lavorata in maniera diversa. Era un altro tipo di pasta e Cristina, comunque anche i condimenti, la stagionalità venivano rispettate, mentre adesso ciò non avviene più. E poi non subendo tante lavorazioni, diciamo che anche la quota di micronutrienti, quindi sali minerali e vitamine altrettanto importanti, vengono mantenute. E ci danno la possibilità di avere un sistema immunitario che funzioni, mentre se chiaramente questi micronutrienti vengono persi, il nostro sistema immunitario sicuramente sarà deficitario. Dottoressa, la pasta a pranzo, anche a cena, su questo dobbiamo aprire, devo dire, un dibattito, no? Allora, quando dobbiamo mangiare questa benedetta pasta? Perché di sera... Allora, la pasta ci serve comunque. Sfatiamo un mito, un luogo comune più che un mito, un luogo comune, e cioè che è quello che la pasta a cena non va mangiata. In realtà in questo momento diciamo che poi sai, la dietologia si evolve nel tempo come tutte le scienze mediche e non solo. E l'evoluzione in questo momento dice che per attivare il metabolismo, o comunque per mantenere un metabolismo attivo, bisogna mangiare i carboidrati a cena piuttosto che a pranzo, perché a cena, evitando le proteine, noi riusciamo a mettere a riposo il fegato e anche i reni, insomma gli organi emuntori, quelli deputati a eliminare le tossine. Gli zuccheri invece comunque ci servono, sono utili durante la giornata, però non ci appesantiscono. Poi chiaramente lì dobbiamo capire che tipo di condimento scegliere. Scegliamo tra poco i condimenti. Una carbonara tutte le sere. Allora, dottoressa, mi sa che arrivati a metà di questa intervista e di questa nostra chiacchierata abbiamo anche un video da far vedere. Andiamo.
diciamo che un po' di fame ci è venuta. Meraviglioso, meraviglioso. Al pomeriggio. È vero, siamo andati a trovare insomma dai piatti più semplici con i condimenti un po' più normali, semplici, tra virgolette, a quelli un po' più complicati, ma ci arriviamo più tardi. Allora, vediamo di salutare chi in questo momento è venuto a trovarci su Io Compro Siciliano, il nostro Luca ormai è diventato fedelissimo. Ciao Luca con l'hashtag Io Compro Siciliano. Nel nostro pomeriggio special c'è anche Matteo, complimenti. Se avete delle domande nel frattempo scrivete, che la nostra dietista risponde. Buon pomeriggio anche a te Marina, grazie per la tua presenza. Buona serata a tutti, scrive Angela, ciao anche a te Angela. Buon pomeriggio Monica, ciao. Ciao Cristina, buona serata alla tua ospite, grazie mille. Allora, a questo punto io apro l'argomento condimenti, a meno che le dottoressa non voglia continuare il discorso di prima, se ha qualcosina da aggiungere. No, volevo aggiungere solo una cosa a proposito della pasta in quanto regina un po' della dieta mediterranea. Se questa benedetta dieta mediterranea ha avuto tanti riconoscimenti, se è diventata patrimonio dell'UNESCO, è grazie anche alla pasta, perché comunque realmente è insostituibile, e anche all'olio extravergine di oliva che diciamo completa come condimento e come unico condimento che può essere utilizzato nella dieta mediterranea in generale, su tutti gli alimenti, in tutte le ricette, che completa la pasta nella sua interezza, perché comunque è come se si completassero l'uno e l'altro. Quindi importante che ci sia l'uno e che ci sia anche l'altro. E poi, come diceva prima Cristina Altamore, creare questa sorta di sinergia fra azienda, fra territorio, fra coltivazioni e anche una sorta di simbiosi per arrivare a guadagnare salute, perché noi comunque utilizzando i prodotti del territorio non facciamo altro che guadagnare salute e prevenire tante patologie purtroppo incombenti nel nostro secolo. Quindi non possiamo eliminare degli alimenti a discapito di altri. Ecco, perfetto, diciamolo. Grazie per aver detto anche questo, dottoressa. Altra cosa molto importante. Per quanto riguarda questo punto i condimenti, è normale, lei ha detto, certo, la pasta è molto importante, no? È normale, dobbiamo anche stare attenti a come la mangiamo, a quale condimento dobbiamo prediligere, dobbiamo preferire. Allora, intanto l'ho accennato prima senza volerlo, l'olio extravergine di oliva sempre e comunque, e vi dirò di più, non c'è più neanche nelle diete grammate o nelle diete ipocaloriche dimagranti, come le volete chiamare, non c'è più neanche la quantità stabilita di olio extravergine di oliva, quindi quello ci può stare sempre e comunque perché ha tantissime proprietà nutritive e quindi è necessario. Riguardo alla pasta, diciamo che il condimento principe per cui completa la pasta al 100% sono i legumi, perché comunque aggiungiamo la quota proteica anche di sali minerali e di alcune vitamine che sono utili per avere il pasto completo dal punto di vista nutrizionale. Quindi mettiamo i carboidrati, mettiamo le proteine, anche se di origine vegetale, ma che sono utilissime, mettiamo i sali minerali, quindi che so, se mettiamo le lenticchie avranno un contenuto maggiore di ferro rispetto al calcio o altri sali minerali, e ci dà sazietà e comunque attenzione, non ci fa ingrassare, perché questo è importante. Ma certo, perché la preoccupazione è sicuramente, ma ingrasserò, non ingrasserò? No. Allora, dottoressa, un attimo, buonasera, Io Compro Siciliano e complimenti per la promozione del Made in Sicily. Che fate giornalmente? Domanda. Allora, la domanda per lei, dottoressa, meglio pasta integrali o cosa? Ecco una cosa importante. Prima ho detto la pasta creata con grani antichi siciliani, visto che parliamo di grani antichi siciliani, è già integrale, perché anche lì sfatiamo questo luogo comune.
l'integrale non è quello che noi vediamo al supermercato, nella confezione, dove ci sono surrogati di non si sa cosa. L'integrale è il chicco di grano che così come nasce viene lavorato e ci darà poi il prodotto finito, in questo caso stiamo parlando di pasta, quindi la pasta. Se voi vedete la differenza, e in questo caso dobbiamo diventare consumatori consapevoli, quando andiamo al supermercato, nella scelta dei grani, delle paste, delle farine, vedrete subito la differenza di colore, ecco, per intenderci, fra una pasta creata con il grano antico siciliano e una pasta comune, chiamiamola in questo modo. È già più scura, è già integrale. Per integrale si intende che ha un quantitativo di fibre maggiore, chiaramente, per costituzione, però nasce così com'è, quindi non ha modifiche di nessun genere. Ma come possiamo, andando al supermercato, acquistare una buona pasta integrale? Dietro dobbiamo leggere l'etichetta con attenzione? Ecco, questo è un argomento che potremmo parlare di una settimana. L'etichettatura ci permette e l'etichetta ci permette di diventare consumatori consapevoli, cioè ci permette di avere alla mano il prodotto così come viene lavorato, la provenienza, poi vabbè, ci sono tante altre cose, la scadenza, il numero verde, eccetera, eccetera, però ci permette di capire cosa c'è dentro quel prodotto, se ci sono aggiunte varie, e a tal proposito, se noi prendiamo una farina comune integrale, vediamo che all'interno non c'è solo farina di grano o di avena o di che sia, dentro ci sono poi delle aggiunte, magari ci sono 3 tipologie di farine, 4 tipologie di farine, aggiunte di conservanti, eccetera, eccetera, mentre in una farina di grani antichi siciliani troviamo scritto farina di Milia, di Russello, di Senatore Cappelli, eccetera, eccetera, quindi non troviamo... Basta. Esatto. Ok, quindi dobbiamo preferire questo tipo di pasta, cioè controlliamo anche ovviamente l'etichetta e vediamo un attimo cosa c'è scritto per evitare di comprare poi, insomma, qualcos'altro che tanto puro, diciamolo pure, non è. Esatto. Assolutamente. Scusami se ti interrompo, però una cosa importante che si sta studiando da diverso tempo è che il nostro organismo riconosce come naturale ciò che proviene dalla nostra terra. Quindi se io sono nata e cresciuta in Sicilia, è chiaro che il mio organismo domani mi dirà grazie se io consumerò prevalentemente cibo proveniente dalla mia terra di origine piuttosto che altrove. E quindi lì, insomma, si farà tanta prevenzione. Quindi scegliamo i prodotti che arrivano dalla nostra terra, quelli a chilometro zero, quelli bio e quelli che fanno bene alla salute. Dottoressa, per chiudere, abbiamo 1 minuto e mezzo circa. Andiamo a parlare quindi di quelli che sono gli altri condimenti da utilizzare per la pasta. Cristina, ci stanno tutti i condimenti, che sia un ragù creato con il suino nero, io vivo su Nebrodi, quindi dei Nebrodi, che siano le verdure di campo, quindi le erbe limurgiche spontanee, che sia il pesce dei nostri mari, purché, dico sempre, sia un condimento locale, fresco e stagionale, perché è importante riconoscere anche la stagionalità, la freschezza e il territorio di appartenenza. Poi dico, se comunque vogliamo fare i classici maccheroni a ragù la domenica, ci possono stare, piuttosto che un altro pasto della nostra tradizione, la pasta con le sarde, i finocchi, incasciata, come si chiama a Palermo. Ecco, dico, ci stanno tutti, purché, ripeto, siano locali, freschi e stagionali. Perfetto, grazie dottoressa da Mistretta, in provincia di Messina, la dottoressa Maria Lide Loprinzi, la nostra dietista, che oggi ci ha dato dei consigli veramente utili, indispensabili, devo dire, per la nostra salute. A presto dottoressa, grazie. Grazie a voi. Allora, noi siamo quindi arrivati al termine di questo nostro appuntamento di oggi. Volevo ringraziarvi per essere stati in mia compagnia. Grazie di vero cuore. Io ritorno domani con un'altra bella puntata. Domani, sapete, metà settimana, mercoledì, si parla di sport. Lo sport è salute, quindi palestrati, non palestrati.
Ecco, pigri, non pigri, rimanete incollati domani con noi a partire dalle 18 perché affronteremo un bel viaggetto, devo dire, insieme. Grazie per esserci stati, visitate anche il nostro marketplace, l'unico marketplace vero, quello di Io Compro Siciliano. Da Cristina Ruffini è tutto, saluto ancora una volta in regia Paolo che ci ha assistito, la nostra Marzia redazione, ed è tutto. Grazie a tutti voi, siete stati anche oggi fenomenali. Un bacio, noi ci sentiamo domani alle 18, ci vediamo. Ciao, sigla!